stato un anno direi storico, perché dopo 3 stagioni abbastanza vissute con poco vento, finalmente questa è stata un'annata bella, con bel vento, belle regate, divertente, e quindi ci siamo tutti divertiti, credo. Dobbiamo fare sto record perché comunque è stato istituito da noi questo trofeo Medot, quindi saremo i primi a farlo e quindi a detenerlo, e speriamo che sarà in futuro qualcun altro che ci sfidi, e soprattutto dobbiamo correre perché credo che 1 o 2 massimo giorni dopo il nostro arrivo alla Valletta a Malta partiremo per la Middle Sea Race, quindi bisogna correre. Ma diciamo che già qualche anno fa ai giri del mondo negli oceani si raggiungevano queste velocità, si è superato i 40, però sinceramente di farlo all'interno dello Stretto di Gibilterra no, non l'avrei mai detto, di superare i 30 nodi con un monoscafo no, sono sincero. Sinceramente dopo l'esperimento che abbiamo provato durante la partenza del Bernetti domenica, direi veramente a tutti quelli che hanno barche piccole o che comunque non hanno una grossissima esperienza di andare veramente cauti anche se sono mura dritta, cauti anche se sono barca a sottovento, attenzione sempre 1000 occhi, perché purtroppo se ti viene contro una barca come le nostre, come queste qui e di certe dimensioni, può essere molto pericoloso, quindi veramente vivere la barcolana solo per quello che è un gran divertimento qua nel Golfo di Trieste.